Con un soft opening, un po' in sordina ma non troppo, ha riaperto a Ponte San Martino Sommariva, una gelateria storica, un punto di ritrovo per tutti i trevigiani che dagli anni 60 e fino ai 90 hanno certamente mangiato un gelato seduti sulla più bella terrazza lungo il Sile. Erano adulti e bambini che poi hanno visto via via il locale trasformarsi fino ad essere occupato prima da una paninoteca e poi abbandonato per anni fino al miracolo avvenuto grazie alla famiglia Feltrin, che insieme a quella dei proprietari ne hanno permesso la rinascita, destinata stavolta a restare. Questo progetto è partito più di 2 anni fa, nell'aprile del 23, e abbiamo fatto tutte le nostre valutazioni. E la prima volta che siamo entrati abbiamo detto no, non fa il caso nostro, però poi qualcosa è scattato in mente e niente, ci abbiamo lavorato per 2 anni fino ai prossimi 18-20, non lo so. Un riammodernamento che ha mantenuto la storica scala al centro del locale, mentre luci e colori sono decisamente più contemporanei. Non trattiene l'emozione il titolare, Fabio, il peso della storia si fa sentire, anche perché questo è un progetto di famiglia che ha coinvolto tutti i componenti. Una forte emozione, sì, una forte emozione perché comunque il nome Sommariva al quale siamo comunque legati e comunque abbiamo cercato di rispettarlo proprio riproponendolo, voglio dire, ci ha sempre ispirato fin da sempre e poter tornare qui, insomma, riportare quest'angolo è sicuramente molto molto impattante a livello emotivo per me. Già tantissimi complimenti e ringraziamenti arrivati, uno in particolare ha fatto piangere Fabio. Abbiamo ricevuto un sacco di complimenti e proprio persone che entrano per guardare, proprio li si vede con una luce sugli occhi che dicono mamma finalmente i ricordi di una volta, ecco. E sì, mi piace pensare a questa cosa perché era proprio un po' il nostro obiettivo, ecco. L'inaugurazione ufficiale martedì della prossima settimana nel tardo pomeriggio, alla quale sono invitati tutti i trevigiani.